Serie A1, hockey su pista. Stasera andrà in onda Breganze-Viareggio. Il Breganze per la terza volta al sesto turno di fronte al suo pubblico cerca il primo risultato positivo. Questa sera il compito non sarà facile. Ha di fronte un'armata come il Viareggio che appunto non è in bianco e nero ma in azzurro. Ce l'aspettavamo a bianconero, ma non poteva, avrebbe sbattuto il bianconero con i pantaloni blu ciano. Quindi CGC debutta con questa maglia azzurra, non era tra le maglie presentate, ovvero registrate. Un applauso ai giocatori del CGC Viareggio che entrano con i ragazzini di Breganze. Viareggio sempre in serie positiva. 4 vittorie e un pareggio. L'unico pareggio comunque ottenuto in casa del Forte dei Marmi. Viareggio che si piazza con 5 partite disputate al terzo posto con 13 punti, 14 gol segnati, 9 subiti. Dall'altra parte il Breganze, ultima della classe ancora, è unica squadra rimasta a 0 punti, ma siamo certi che seppur siano state un po' amare di soddisfazioni le partite precedenti, Mister Tiella sta lavorando con insistenza sui tuoi ragazzi. Sapeva che l'andata poteva essere una scalata di una montagna irta, in quanto il rientro nella massima categoria Breganze è rimasto invariato, lo ricordiamo, con i giocatori che l'anno scorso hanno portato alla promozione la formazione bianconera e rossonera di casa. Ragazze che ancora deve entrare sul terreno di gioco, mentre attendiamo i ragazzi di casa. Il CGC si sta scaldando in pista. La Torsida bianconera ha già preso posto, ma stasera mi esce bianconera. Rossonera con il loro bandierone e il tamburo appostata nell'angolo. Intanto il ciccalino del Palaferrarin chiama i padroni di casa, quindi a breve daremo lettura delle formazioni. Parte il tamburo, in ritardo i padroni di casa si fanno attendere giustamente. Sì. Vi arriveranno sicuramente dal microfono i cori di incitamento dei giovani ultra breganzesi. Pronti gli arbitri che guardano con insistenza verso lo spogliatoio del Breganze. Addirittura l'arbitro ancora stenta, eccolo qua il Breganze, lo vediamo spuntare le teste dagli spogliatoi.
Oggi giochiamo noi, cantano i ragazzi di Breganze. Eccola qua, la formazione di casa che entra accolta dagli applausi del proprio pubblico, dai propri fans, dai propri sostenitori. Allora, squadre pronte per andare a centropista. Anche lo speaker di Breganze è pronto a declamare i nomi degli eroi che si disputeranno questa partita. Eccoli qua. Allora vado io, intanto leggo la formazione della squadra ospite. Con il numero 1 Lombardi Luca, con il numero 5 Federico D'Ambrosio, con il numero 7 Liam Rosi, con il numero 9 Samuele Muglia, con il numero 10 Niccolò Puccinelli, con il numero 11 il capitano del CGC Romeo Danna, con il numero 17 Pablo Gomez, con il numero 26 Elia Cinquini, con il numero 40 Filippo Poletti, con il numero 99 Eric Torner. In panchina mister Mirko De Gerone. Per il Breganze rispondono con il numero 25 Giuseppe Tagliapietra, con il numero 5 Pietro Agostini, con il numero 19 Gabriel Cairo, con il numero 7 Giovanni Tagliapietra, con il numero 87 Tommaso Volpe, con il numero 88 Cristian Costenaro, con il numero 13 Antonio Tagliapietra, con il numero 1 Marco Todeschini, con il numero 8 Jacopo Volpe, con il numero 53 il capitano Stefano Dal Santo, allenatore Gabriele Tiella. Dirigono la partita i signori Parolin Cristiano e Nicoletti Sergio, ausiliare l'arbitro Luna. Quindi tutto è pronto. Un'altra battaglia aspetta i ragazzi di Breganze. Ci sono anche degli ex. Sale il tifo rossonero. Andiamo a vedere quali saranno i primi 5. Cinquini Muglia di sicuro, li vedo scaldarsi qua sotto di noi. Deve ancora accendersi la partita sul sito della federazione. Comunque Danna, Torner, Cinquini. Federico D'Ambrosio. Dall'altra parte partono Gabriel Cairo, Costenaro, Agostini con il 5 e Capitan Bomba Stefano Da Santo. Ecco qua, tutto è pronto. Parte subito CGC Viareggio
recupera Dal Santo, parte Capitan Bomba Dal Santo sulla sinistra, logicamente tra i pali Giuseppe Tagliapietra e dall'altra parte Gomez Pablo, l'argentino. Gran giro di palla. Tutti italiani del Breganze, a parte lo spagnolo Cairo. Ora è la palla per l'italo argentino D'Ambrosio. Palla che finisce tra il pubblico, pronta risposta anche dal pubblico. D'Ambrosio sulla palla. D'Ambrosio giro palla, scarica sul 99. Eric Torner, riconoscibile dai suoi baffetti, il baffuto Torner. Riparte Agostini, va giù qua sulla destra sotto di noi. Poi cerca il centro, finta il tiro, si libera Agostini. Niente, non c'era luce, ha deciso, fa il giro dietro porta. Dal Santo riparte da fuori, alza la testa. Non c'è luce per il passaggio, mantiene la palla Capitan Dal Santo. Dietro per Cairo. Gabriel tiene la palla, gioco di stecca, ma non ci casca Cinquini, riparte Cinquini, libera Torner, marcato Dal Santo. Di nuovo Cairo recupera la palla, Cairo da solo, c'è luce per il tiro, Cairo! Niente di fatto, legge tutto il portierone del CGC. Siamo già dall'altra parte. Ancora CGC Viareggio, Cinquini. Recupera Dal Santo, torna indietro. In bocca subito al 19 spagnolo. Giovanenne. Dal Santo. Costenaro. Agostini. Agostini va giù. Non c'è spazio per il passaggio in mezzo. La palla è dietro porta, alza, poi cerca il volo Agostini, attenzione perché riparte subito Viareggio, D'Ambrosio, bomba da fuori, coglie impreparato Tagliapietra e trova subito il primo gol dopo 2 minuti e mezzo di gioco con l'italo argentino. D'Ambrosio, CGC, eccolo qua, quasi all'altezza dello schietto di rigore. D'Ambrosio lascia partire il suo missile, finisce alla sinistra del giovane portiere di Breganze Giuseppe Tagliapietra. Attenzione perché subiscono i 5 secondi i ragazzi di Breganze. La palla era in possesso per il Capitan Dal Santo. Cinquini, Torner. D'Ambrosio, Cinquini. In mezzo per Torner. Mette in mezzo, recupera Cairo. Lo spagnolo va, bel controllo palla, poi però si chiude bene il CGC. Costenaro va giù dietro porta. Lotta con Danna. Breganze, arriva fino in fondo Costenaro, poi Pablo Gomez esce subito col guantone, allontana la palla, non aggancia, Cairo accompagna, arriva fino in fondo Costenaro, niente di fatto, si era girato già di spalle l'arbitro Nicoletti e non ha visto un potenziale fallo chiamato dal giocatore di CGC. Questo ha permesso al giocatore rossonero di presentarsi nuovamente davanti all'estremo difensore viareggino.
Ora si riparte per un fallo subito da Viareggio, torna indietro, riparte Cinquini, Torner, non un felice controllo Danna, però recupera la palla, becca D'Ambrosio, lascia la palla, c'è la Cinquini dietro porta, esce, fa il giro, si aggancia con Dal Santo, niente di fatto, legge tutto Agostini in mezzo, riparte Costenaro, non si capisce col suo capitano, però la palla ancora per Costenaro e c'è il gol di Dal Santo! Bellissimo il gol, bellissimo anche il recupero di Costenaro, quasi si era distratto Dal Santo, ha alzato gli occhi, ha visto arrivargli la palla, non ci ha pensato un secondo e ha letteralmente freddato Pablo Gomez. Bellissimo il recupero di Costenaro, la palla arriva Dal Santo che quasi l'aveva data per persa, si è trovato un perfetto assist, dimenticato dalla difesa viareggina e Breganze pareggia dopo 5 minuti di gioco. Bella partita qua al Pala Ferrarin, si è già accesa la lucetta verde del time out chiesto da mister Mirko De Gerone. Cairo, Agostini, Capitan Dal Santo, Costenaro, il riccioluto con l'88, giovane ragazzo cresciuto come tutti quanti, a parte Cairo, nelle file delle giovanili del Breganze, settore giovanile sempre in spolvero quello di Breganze, campeggiano i cartelli delle vittorie, un flipper di palline, anzi la pallina fa un flipper tra i polpacci di Costenaro e di D'Ambrosio Federico. Intanto arriva il momento del time out. Time out anche per noi. Parte il primo Ciccalino che chiama i portieri tra i pali, tornano nel loro arco, per dirla all'argentina maniera, Giuseppe Tagliapietra e Pablo Gomez. Siamo nella metacampo della formazione di casa, Costenaro sceglie, battezza la sua sinistra, poi torna al centro, fischio dei 10 secondi dell'arbitro Nicoletti, quindi palla CDC, Torner, D'Ambrosio, lascia di velocissimo Cinquini, ma fa buona guardia, ottima guardia Agostini, che rispedisce nella propria metacampo. Cinquini ora è ancora CGC, Cinquini, Torner di prima, la palla decolla sopra Giuseppe Tagliapietra, attenzione, niente di fatto, gran tonfo per Torner, tutto regolare per il duo arbitrale. Parolin Nicoletti, attenzione, parapiglia davanti alla portiera di Giuseppe, dalla porta di Giuseppe Tagliapietra, niente di fatto, però può ripartire Breganze. Costenaro, Breganze a testa alta sin dal primo minuto, già tutti a petto nudo i giovani supporter di casa. Ora sfortunato Agostini, la palla gli arriva sul retro del pattano. D'Ambrosio, Torner, Cinquini, no, non è Cinquini, scusate, Danna, Torner, cerca il passaggio in mezzo, niente di fatto, esce fuori D'Ambrosio, boom, spallata, si prendono a spallate e il fallo è commesso da D'Ambrosio che accusa il colpo, deve avere preso un po' la botta nel costato che gli ha tolto il fiato.
Qualche secondo per Federico Gabriel D'Ambrosio, l'italo-argentino, per rifiatare un attimo. Intanto subito cambio, va in panchina a riposarsi Cinquini, entra il riconoscibilissimo Rosy Liam che fa a gara con Costenaro a chi c'ha più ricci. Cairo perde la palla, oh, attenzione, inciampa da solo D'Ambrosio, arriva come un missile, Cairo difende bene palla come un leone, finisce in mezzo a due del CGC, davvero carica molla il giovane spagnolo che chiede cambio. Esce Cairo, entra uno dei tre fratelli Tagliapietra, quindi adesso ne abbiamo due, entra con il numero 27 Tagliapietra G, che poi se andiamo a vedere uno è Giuseppe, l'altro è Giovanni, no scusate Antonio, quindi Giuseppe è in porta, non si può cambiare, quindi la G sta giustamente per Giovanni. Il fratello mediano del terzetto di Tagliapietra, quindi cambio anche per Tiella, che vedo abbastanza tranquillo, appoggiato alla balaustra. Torner, Rosy con il 7, torna indietro, Torner ancora, Muglia, è entrato anche Muglia, uno dei più iconici giocatori del Viareggio, possiamo dire una valangata di gol, 225 gol per Muglia. Sicuramente non è da meno anche D'Ambrosio, anche lui uno score invidiabile. Mi è sfuggito il dato. Bene, torniamo in campo. L'arbitro Parolin fischia una palla a 2 nell'angolo alla destra di Giuseppe Tagliapietra, l'estremo difensore di casa. Torner, Rosy, Muglia con la sua fascetta bianca e col suo numero 9. Ancora Torner, Muglia, gli dà alle spalle Capitan Dal Santo, bomba da fuori, attento Tagliapietra, può ripartire Agostini, cerca velocità, lotta con Muglia, riesce a uscire, bravo Agostini a non cadere nella trappola di Muglia. Ancora Agostini, Pietro, Costenaro, Agostini prova il tiro di prima, lotta con Muglia, lo spalma un po' per terra, alla fine è Agostini a prendere il fischio contro e poi subiscono il gol per una distrazione, perché Agostini si era fermato un attimo a protestare per il fallo, ripartito velocissimo il CGC e ha freddato con un'angolazione barbina tra palo e corpo Giuseppe Tagliapietra, quindi CGC che torna in vantaggio. Di furbizia, diciamo, questo gol. Tanto leggevo del secondo portiere di CGC, Filippo Poletti, classe 2008, 17 anni. Già, prima squadra, massima categoria.
Quindi a breve, appena il Ciccalino richiamerà in campo anche le squadre, si ripartirà da centrocampo per effetto del gol subito da Breganze. Gol segnato da... non è ancora stato aggiornato il tabellone. Attenzione, perché con un alza schiaccia, una piccadigna, Agostini stava per ottenere il massimo risultato. Si lotta davanti a Tagliapietra, riparte dal Santo, Volpe, è stato un ingresso anche di Volpe, ha lasciato il posto Cristian Costenaro. Attenzione D'Ambrosio, prova la magia, palla dietro la schiena, ma attentissimo Agostini, niente di fatto. Dal Santo, aiuto alla spunta, la palla alla fine arriva a Volpe. Tommaso Volpe, ricordiamo che in panchina c'è anche Jacopo Volpe con l'8, Tommaso gioca con l'87. Avanti Tagliapietra, Giovanni disturbato da Rosi, perde palla, riparte CGC, D'Ambrosio, luce per il tiro, ci mette la stecca Tagliapietra, Agostini, si sono chiusi benissimo. Di nuovo Agostini in campo dal primo minuto insieme a Capitan Dal Santo. Bella la bomba dalla distanza de Volpe, però legge tutto. Pablo Gomez, il portiere argentino del Viareggio, Muglia. Ingresso per Luca Lombardi. Anche lui con il numero, cioè anche lui cresciuto nelle file del CGC. Bello il passaggio di Lombardi, poi Tornera ha voluto non andare al tiro ma cercare Muglia e niente di fatto. Adesso invece dall'altra parte Tagliapietra, era colto l'esterno alla destra della rete, 1-2, non riesce Muglia. Torner lo aveva posizionato davanti alla porta confezionandogli un assist perfetto. Dicevo di Luca Lombardi, ho giocato anche in quel di Montebello, io l'ho conosciuto lì, grinta più di quanta ce ne possa stare nel suo minuto fisico. Curioso, con il numero 1 Lombardi. Eccolo qua, Luca appoggia su Torner, fa il giro, Torner, casco di Tagliapietra, proprio una bomba partita, l'ha vista prima all'ultimo Giuseppe, ben piazzato, riesce col casco a deviare sopra la traversa, va sotto la regia, combatte Tommaso Volpe, palla persa da Breganze, riparte CGC, Muglia. Avanti Muglia col numero 9, la palla rimane sotto le gambe di Tagliapietra che preferisce allontanarla, non aspettare il fischio della palla 2 degli arbitri. Riparte Dal Santo, atteso da Muglia. Forse scaduti 5 secondi. No, alzato no, era fallo di squadra. Intanto proviamo per dire che era di Muglia il 2-1. Quindi Ambrosio Dal Santo Muglia. Attenzione, si agganciano Rosi e Agostini. Poi Rosi si alza per primo, riprende la palla, veloce discesa su verso Tagliapietra. Niente di fatto, palla per Volpe di Breganze. Slalom, si nasconde Volpe, poi scarica su Dal Santo, non ha un felice controllo. Attenzione, potenziale contropiede di CGC. Niente di fatto, la palla non è arrivata a Cinquino, ovvero è arrivata troppo tardi. Ora riparte comunque Rosi col 7, Liam, Luca Lombardi, l'uomo dalle 2L, finta il tiro, alza la testa, torna indietro, scarica, va a pescare addirittura Muglia che si era postato dietro la porta, esce, recupera, mette in mezzo. Liam Rosi, dietro porta, Muglia si nasconde dietro porta, battezza, tenta la piccadigna, ben piazzato Tagliapietra, ora riparte, fallo
subito da Tagliapietra che va la palla. Secondo time out per Mister Tiella. 2-1 per Viareggio. Risultato della partita fino adesso 1-2, 11 e 17 alla fine. Time out anche per noi. Cicalino richiama le squadre in campo. Abbiamo superato la metà della prima frazione di gioco qui al Palaferrarin. Rientra Gabriel Cairo. È entrato anche il più giovane tra fratelli Tagliapietra, ovvero Antonio. Attenzione, palla in mezzo, legge tutto D'Ambrosio. Capitan Dal Santo si aiuta col pattino, riesce a uscire, lotta come un leone. Alla meglio D'Ambrosio che riesce a uscire dalla morsa che avevano applicato Dal Santo e Tagliapietra. Antonio. Siamo da quella parte, poi torniamo di qua da Viareggio. Lombardi quest'anno non ha ancora trovato il gol. Rosi indietro, palla in mezzo, ha provato a una mano a deviare D'Ambrosio, niente di fatto, tiro da fuori di Cinquini, ci mette il pattino Dal Santo, forse accusa il colpo, no, tutto a posto. Attenzione di nuovo da questa parte Cinquini, Lombardi, tiro di Lombardi, legge Tagliapietra, attenzione, ferma tutto Nicoletti, l'arbitro di Trissino. Palla in favore di Breganze, si ripartirà quindi dalla metà campo rossonera. Tagliapietra avanti, Cairo, recupera Rosi, aspettato da Tagliapietra, lottano come leoni, sembrano volino sui pattini gli eroi di questo sport. Volpe torna indietro da Capitan Dal Santo, da cui passa la maggior parte delle trame tesse, anzi tessute, dalla squadra di casa. Volpe alza la testa, torna indietro dal suo capitano. Stefano usa la sponda per servire Tagliapietra. Gabri Cairo, niente di fatto, attraverso tutta l'area, finisce di là, spintona, finisce nell'angolo dall'altra parte, ancora lui con la palla, controlla, a un certo punto lascia su ad Antonio Tagliapietra. Sarà fatto quei 15 secondi, i 150 metri con la palla. Dal Santo, fuori misura, fischiato palla alta da Parolin. Torna in panchina Lombardi, rientra Danna, Romeo Danna. Anche lui cresciuto nella giovanile del Viareggio. Viareggio davvero partito bene quest'anno, sempre in serie positiva, un solo pareggio a Forte dei Marmi contro la squadra di casa. Breganze che lotterà coi denti fino all'ultimo, ne siamo più che sicuri, per portare a casa il primo punticino e togliere quello triste 0 dallo score. Breganze reduce dalla trasferta di Giovinazzo, non fortunata.
Attenzione, Tagliapietra ha preso in mezzo a due, riparte veloce CGC. D'Ambrosio, poi Danna tenta il tiro, ci mettono stecca e pattini i ragazzi di casa. Con calma Antonio Tagliapietra, Gabriel Cairo, Tommaso Volpe, Gabriel del Santo, tira da fuori, deviato dal pattino di Pablo Gomez. Dal Santo, Tagliapietra. Ci stava quasi il taglio in mezzo al volo. Volpe difende la palla, però c'è la stecca di Cinquini, la porta via D'Ambrosio. Tagliapietra, riparte di nuovo Volpe, bomba di Volpe, la palla rimane lì. Viene spazzata via direttamente nell'altro da Pablo German Gomez Tapia. Questo è il nome registrato all'anagrafe per il portiere classe 1993. Quindi 32 anni Per l'argentino proveniente dal Banco Ispano. Arrivato appunto dal Banco Ispano argentino, l'argentino, e nonostante nella sua prima stagione sia retrocesso col CCC, dà fiducia alla squadra viareggina e quindi riconquista subito la massima categoria e rimane quindi dal 2022 a difendere la porta bianconera, i colori sociali. Attenzione, D'Ambrosio legge tutto, però Costenaro appena rientrato. Cristian, colui che ha propiziato il gol con un bellissimo assist, un bellissimo recupero. Mamma, che frontale tra D'Ambrosio e Stefano Dal Santo, quasi battuto la testa loro due. Comunque scontro pacifico, si danno la mano, si rialzano mentre non si è fermato il gioco. Cinquini, Torner D'Ambrosio, Danna, torna indietro, attende Cinquini disturbate da Gabriel Cairo, bomba, esce bene Tagliapietra, niente di fatto. Palla ancora per CDC, si lotta a 4. Ora sta difendendo Cinquini, pressato da Antonio Tagliapietra, che poi ne esce vincitore. Mamma mia, cosa rischia, però la tengono lì. 2 contro 1 di Breganze, va Dal Santo, no! Che occasione, si era postato bene Antonio Tagliapietra, avrebbe potuto tirare una staffilata di prima. Dal Santo un po' egoista, sceglie la soluzione personale ma non inquadra la porta difesa da Pablo Gomez e rimaniamo fermi sul 2-1. Esauriti i time out, i 2 time out chiamato da entrambe le squadre, quindi Viareggio Breganze, Breganze Viareggio, la serie di time out. Intanto lo score parla di 2-1 per Viareggio, parità per i falli commessi, 4 per formazione, time out anche per noi. Torniamo in campo, palla per Viareggio, D'Ambrosio alla testa del centrocampo, marcature strettissime, Viareggio più propenso a costruire il gioco. Breganze fa il possibile,
si affida spesso alle ripartenze. Circa 5 minuti alla fine del primo tempo. Taglio in mezzo, legge tutto Taglia Pietra, anticipa la deviazione dell'attaccante Viareggino. In questo caso era D'Ambrosio, Federico Gabriel. Capitan Dal Santo appoggia su Gabriel Cairo. Spallata, niente di fatto. Sotto di noi dice di alzarsi Nicoletti. Ritmi serratissimi, ma questa è la caratteristica di questo sport. Non puoi distrarti un mezzo secondo. Il basket, sport comunque di velocità. Sembra lento nei confronti di questo sport in cui la pallina viaggia a velocità della luce. Attraversa il campo in una frazione di secondo. I ribaltamenti di fronte sono continui. Adrenalina pura per lo sport della pallina vulcanizzata, come la chiama il maestro Tomba, che saluto. Taglia Pietra con il 13 Antonio D'Ambrosio, non lo lascia neanche pensare, lo mette al muro, gli porta via la palla. Esperienza da vendere. Guardate, bellissimo il passaggio in mezzo di D'Ambrosio, però velocissimo Taglia Pietra leggere, palla dietro, era stato Torner a imboccare D'Ambrosio, sembrava un tiro, invece spuntato da dietro la porta D'Ambrosio. Ora Costenaro sbaglia il controllo, regala palla, riparte CGC. Ora CGC ha innestato un rapporto superiore, sta mettendo un po' alle corde Breganze, che però non molla il fortino. Arroccati sugli scudi. Oh, Costenaro! C'era Gabriel, scusate. Gabriel Cairo, bellissimo l'assist confezionato da Taglia Pietra. Cairo è arrivato fin troppo sotto a Pablo Gomez e non è riuscito a inventarsi qualcosa per poter sorprendere l'argentino portiere, l'archero del CGC. Costenaro, Taglia Pietra, Antonio alza la testa, aspetta, subiscono i 10 secondi quelli di Breganze, presi un po' per la giugulare in questo momento da Viareggio, che vuole chiudere la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio. Di tutt'altra idea sono i ragazzi di Mister Tiella. In mezzo legge tutto Antonio, è entrato un attimino timido, poi però salito in cattedra. Si gira Costenaro, no, spara sul portiere. Un bellissimo passaggio effettuato da Capitan Dal Santo con una trottola. Attenzione, Torner sotto gamba, scarica su Cinquini, scusate, su Danna. Cinquini adesso in possesso di palla. Muglia. Torner, Muglia, recupera Cinquini, la palla che di rimbalzo era finita nella metacampo di Aregina. Muglia, non riesce la deviazione, ci mette comunque la Pez, anticipato Costenaro, Taglia Pietra, salva Breganze. Palla sanguinosa persa da Cristian Costenaro. È stato tanto in panchino Cristian, non è facile. Tuffo. Purtroppo si vede chiaramente, bisogna stare anche attenti perché è troppo sotto gli occhi dell'arbitro. Un Costenaro che ultimamente, negli ultimi 30 secondi, ha fatto 2 bei tuffi in piscina. Ci sta la veemenza, la grinta. Dicevo che Cristian era stato un filino troppo in panchina, ci si raffredda tanto con i ritmi che impone questo sport. Devi entrare da 0 a 100 in un nanosecondo.
non c'è tempo di capire neanche dove sei, devi già entrare sapendo dove sei e aggredire l'avversario. Qui le frazioni di secondo sono importantissime. Tempi di gioco a velocità della luce, come amo dire, a velocità curvatura. Tiro di Agostini appena rientrato, attenzione, torna a scarica su Muglia, esce taglia pietra, attenzione dal Santo, blocco di Cairo, la palla arriva a Agostini, 30 secondi di gioco, attenzione, Sembrava palla persa, poi Volpe riesce a servire Agostini. 29 secondi, dice quello spione del cronometro, dal Santo, 20 per chiudere l'azione, quindi Breganze andrà al tiro, c'è stato il tocco, ripartono i secondi, Danna, 20 secondi, attenzione Breganze, traversa colpita da Torner, traversa esterna, poi la palla torna lì, altro palo, 2 pali, una traversa e 2 pali colpiti da Viareggio al massimo 5-10 secondi, tanto per rimanere in tema del gioco alla velocità della luce, ma adesso è ora per gli eroi di questa serata al Palaferrarin di andare a riposarsi, a rifiatare, a schiarire le idee per essere pronti tra 10 minuti ad offrire un altro secondo tempo intenso e anche di più di come lo è stato il primo. Intanto vi mando in pausa, vi saluto, buona pausa, a tra poco. Attenzione, il tiro e il gol di Jimenez, il gol di Jimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
Allora, amici del Pazzo Sport, dove 8 uomini su una marea di rotelle, non vi dico neanche quanti cuscinetti ci sono in campo, stanno per un piccolo petardo esploso dai supporter del Breganze, un mortaretto. Quindi inversione di campi delle panchine. Breganze che attacca dalla vostra destra, Viareggio dalla vostra sinistra. Per Viareggio partono Muglia, Cinquini, Torner e Danna. Rimangono logicamente i portieri al loro posto. Tagliapietro, Giovanni, Dal Santo, Volpe, Tommaso e Agostini Pietro sono i 4 scelti da Mister Tiella per partire per questa seconda frazione di gioco. Anzi no, pallo torno su Viareggio, è tornato in campo D'Ambrosio ed è andato a accomodarsi Muglia. Si sta effettuando una piccola riparazione alla porta alla vostra sinistra, buchetto nella rete di queste vissute porte del Palaferrarin alle Breganze Alé. Un bel primo tempo disputato dalla squadra di casa, calato un po' a fine del primo tempo, dove Viareggio ha spinto un po' più forte. C'è anche da dire che un gol è stato preso a freddo con un tiro da fuori da Breganze quando erano trascorsi poco più di 2 minuti, e poi un po' una leggerezza, una distrazione su cui è maturato il 2-1. Ecco qua, tutto è pronto, sono partiti. Agostini scambia con Dal Santo, no, tiene palla. Volpe Tommaso, Dal Santo, Capitan Bomba, va a pescare il fratello mediano di Tagliapietro, ovvero Giuseppe Giovanni. Tagliapietra, il 27, Giovanni va giù dietro porta, mette in mezzo. Peccato, Dal Santo non è fortunato nella deviazione. Dietro porta, tenta l'alza e schiaccia, Tagliapietra. Giuseppe fuori di nuovo da Volpe. Volpe si prova a mettere la stecca. Il Tagliapietra combatte a spallate contro Danna, che commette fallo, a quanto dicono Paroline Nicoletti. Romeo Danna, il capitano di Viareggio. Agostini Pietro, Volpe, Capitan Dal Santo, in mezzo, bello il suo dribbling, finta di corpo e di stecca. Tagliapietra fuori di nuovo da Volpe, profondissimo, sceglie di andare giù a destra, carica la bomba, risponde Pablo Gomez. Attenzione, sfortunata deviazione, va da solo, è gol. Nulla può Giuseppe Tagliapietra contro Torner, partito come un missile. Finta destra-sinistra e poi lo fredda. Eccolo qua, la ripartenza di Torner. Si sposta Tagliapietra, ma niente di fatto. Doppio vantaggio per Viareggio, peccato perché Breganze era partita davvero bene. Ma come nel primo tempo, quando sono trascorsi circa 100 secondi, nel primo tempo era accaduto un po' di più. Gol a freddo, tra virgolette, di Viareggio, che ora ha un po' più di tranquillità sul doppio vantaggio. Tagliapietra dice di no, Danna. Torner con il 99. Dietro Cinquini.
Danna. In mezzo D'Ambrosio, carica la bomba, fuori misura, ci mette la stecca Agostini, quasi un colpo sicuro per Danna. Volpe, bellissima la bomba di Volpe, era nel 7, preparatissimo. Pablo Gomez, l'argentino archero del Viareggio, ho detto in argentino anche Viareggio, ho studiato le lingue. Agostini, non c'è luce per un passaggio, mettono a panino Cinquini, palla fuori, Volpe, tagliapietra, destra-sinistra dal Santo, finta Agostini, 20 centimetri a destra, anzi sulla sinistra di Pablo Gomez, gol. Cinquini fa una magia, la mette sotto la traversa. Doccia fredda nel secondo tempo per Breganze, partita convinta, ma freddata da 2 ripartenze. Si vede solo la parte finale dove Cinquini va a insaccare. Quindi dopo il 3-1 di Torner arriva il 4-1 di Cinquini. Deve essere subito pronto Breganze a tenere aperta questa disputa. Cantano i supporter di Breganze. Il bello dei supporter che come va la partita è secondario, l'importante è far festa. Poi se si vince, tanto meglio. Parolini di Coletti da Bassano e Tristino rispettivamente attendono a centrocampo nella loro consueta divisa gialla. Tornano al loro posto i portieri, si riparte di nuovo da centrocampo per il 4-1 di Viareggio. Forza Breganze. Cerchiamo subito di tornare in partita. Volpe. Parte da dietro. La palla finisce di nuovo da Breganze. Dal Santo, coglie bene Giovanni Tagliapietra. Dal Santo si nasconde dietro Cinquini, aveva provato a imbeccare il compagno col 27, niente di fatto. D'Ambrosio lascia partire il tiro, ma è totalmente un po' sbilenco, fuori misura e lento. Chiude bene ora Agostini su Cinquini, riparte Torner, va giù a destra. Ci mette la stecca Agostini, la palla decolla, finisce in la rete, torna in campo, la raccoglie sempre Cinquini. Di nuovo fuori da Viareggio, anticipa bene Tagliapietra questa volta. Agostini finisce al suolo, sembrano di gomma per come volano, atterrano per terra, si rialzano come molle questi giocatori. Comunque hanno anche un bel rischio tra stecche e palline vulcanizzate. Una plastica che è simile a una lega d'acciaio. D'Ambrosio. Fuori per Torner. Mezzo. Danna. Ferma la ripartenza tra Capitan Dal Santo e Tagliapietra. Torner. In mezzo per D'Ambrosio, chiama Volpi e Rosi. D'Ambrosio non ufficia controllo, litiga con la sponda, poi torna indietro. Mette in mezzo, non c'è nessuno. In mezzo la palla, si chiude bene Breganze, ora può ripartire
Volpe giù a sinistra, lo disturba Rosi col 7, Liam Rosi. Avanti con Breganze e con Dal Santo. Ora ci aspetta un attimo di più, forte del triplo vantaggio. Agostini non si intende con Dal Santo, che comunque gli fa il pollice verso l'alto. Premia l'idea, cioè, più che premia... Mamma mia, più interna di così non poteva essere la traversa colpita da Torner. Il movimento di tagliapietra fatto quando la palla ormai era passata. Per fortuna rimbalza distante dal corpo del giovane portiere di Breganze e va fuori. Viareggi in pressione e un altro. Forse questa era rimbalzata oltre la linea, ma era così veloce che non ci sentiamo di dire niente. Almeno il sesto Ferraia un po' in bambola adesso i ragazzi di Tiella. Praticamente impossibile leggere dove era andata a battere la palla scagliata di D'Ambrosio dopo che va impattato sulla traversa. Tagliapietra, Dal Santo, Agostini prende velocità, va fino al portiere su Gomez, che peccato, doveva avere un migliore esito questa iniziativa di Agostini, ma niente di fatto, l'archero dice di no. Torna in campo Luca Lombardi, tenta il tocco Muglia, Rosi, Lombardi, Torner, a riposo gli altri. Rosi, Torner teso da Volpe, Lombardi, Muglia, cambio e gol di Lombardi. La fa partire nascosta, non la vede neanche purtroppo. Tagliapietra, palla che parte da fuori e si insacca alle sue spalle. Bravo Lombardi a nascondere la palla fino al momento del tiro. (5-1) per il Viareggio, che ha un parziale di 3-0 nel secondo tempo. Sono trascorsi solo meno di 8 minuti. Breganze ora chiamato a fare qualcosa per non rendere pesante e inveritiero un punteggio che non rispecchia quanto visto in campo. Sicuramente Viareggio più capace, ma questo quadruplo vantaggio non rispecchia esattamente quanto abbiamo visto in campo in questi 33 minuti di gioco trascorsi. Ne mancano ancora 16, quasi 17, un'eternità nell'hockey. Muglia, Torner, arriva Rosi, Torner preferisce riscaricare su Muglia, Lombardi dietro porta, Lombardi che è la sua prima realizzazione in questo campionato, 25-26. Si aggiunge al tabellino dei marcatori. Costenaro non si intende con Cairo, forse ci sarebbe stato il tiro. Attenzione, Torner, esce bene Tagliapietra, era andata a memoria. Attenzione, fallo subito da Costenaro. Muglia ha qualcosa da dirgli, come per dire te si butta, ma però, anche se ma però non si dice, l'arbitro Parolin fischia in favore di Breganze. Time out chiesto dalla panchina degli ospiti. Time out anche per noi.
Suonano i due cicalini del Palaferarin che richiamano in campo le formazioni. Si riparte dal fallo subito di Breganze. Andiamo a guardare la soluzione falli. 7 commessi da Viareggio, 4 dai padroni di casa. Dal Santo. Agostini, Cairo. La palla schizza via, quasi arriva a toccare il cielo del Palaferarin. Avanti Lombardi, Muglia, Rosi. Muglia, Rosi. Cinquini. Lombardi scambia con Rosi che si nasconde per la porta, ancora su Lombardi, finta di Luca, Scarica fuori per Cinquini. direttamente sul portiere. Ora sono Cairo e Lombardi. Agostini perde la stecca dal contatto. Quasi un 4 contro 3. Lombardi passa dietro Tagliapietra. Non aveva battezzato di poterla mettere dentro, ma come ha attraversato lo specchio della porta dietro Giuseppe, Avrebbe potuto sicuramente insaccarla. sicuramente non una scelta egoistica, anzi fin troppo altruista. Lombardi, bomba da fuori, legge Tagliapietra Che gattona sui pattini fuori in posizione della palla. Poi però arriva il compagno a tranquillizzarlo. Agostini fuori. Costenaro sotto gamba. Dal Santo. Cairo. Lascia sbattere sulla balaustra. Cairo si gira in mezzo alle gambe, niente di fatto. La palla però ancora per lui. Lotta con Muglia. Alla meglio Muglia. Scontro contro il possente Cristian Costenaro. Wow! Sembrava battuto questa volta Pablo Gomez. La palla era a quei 10 centimetri di troppo sopra quella cattivona della traversa. E niente di fatto per Capitan Bomba dal Santo. Lombardi. Il più minuto in campo. Con la comunque robustezza e grinta. Luca non fa sentire quei centimetri in meno rispetto a tutti i suoi avversari. Come si dice a volte dei giocatori piccoli, veloci e bastardi. Scusate, mi è scappata. Era in senso di grinta agonistica per la stima che ho per Luca. Sin da quando militava con la nostra maglia, con la maglia vicentina del Montebello. Lombardi che riparte giù a destra. È entrato anche Puccinelli al suo debutto in questa partita. Ora finisce in Tagliapietra dal Santo. Puccinelli. Niccolò col numero 10. Se non sbaglio mancava solo lui nella girandola dei cambi. Yes it is. Costenaro. Fuori misura il suo tiro. Attendeva seduto comunque Pablo Gomez. Costenaro mette in mezzo. Cairo, niente di fatto. Lombardi si nasconde.
Cade male Rosi. Gli arbitri forse devono fermare il gioco perché Rosi ha sbattuto, ha dato una craniata cadendo. Riccio su Riccio. Passata la seconda metà del secondo tempo. D'Ambrosio addirittura andare a parlare con l'arbitro. Sono in 3 al cancelletto in questo momento. C'è Lombardi che ha avuto comunque i suoi buoni minuti ed ha trovato un gol di pregevole fattura. D'Ambrosio ha iniziato a parlare con l'arbitro fin dalla panchina. Ha iniziato un dialogo che è durato una trentina di secondi. Intanto si cerca la pallina. Scena insolita, forse distratti da capire cosa si era fatto Rosi. Si è persa di vista la pallina, tutti l'hanno persa di vista, ma è stata ritrovata. Caccia al tesoro conclusa, risolta da Parolin Cristiano, che ciappa la baletta, la mette in terra. D'Ambrosio, un'altra traversa. Federico Capra D'Ambrosio coglie la traversa interna, un po' meno interna di quella di prima, ma quanto basta perché la palla non va dalle spalle di Giuseppe Tagliapietro. Cinquini. Taglia in mezzo di Cinquini, prova al volo D'Ambrosio, niente di fatto. Attenzione Gabri Cairo, niente di fatto, perde palla, non riesce il controllo, Riparte Viareggio. Puccinelli, contrastato prima da Costenaro, Cinquini. D'Ambrosio. Lotta, tiene la mano. Oh, no, era l'incontrario, è stato Costenaro a tenere la mano, Da come si lamentava. D'Ambrosio. Bello colorato il pattino di Federico D'Ambrosio. Bello questo schema, mancava proprio l'ultimo uomo per chiudere il fiocco, per mettere la candelina. La palla attraversa l'area e va fuori dall'altra parte senza che nessun giocatore del Viareggio sia in zona per poter colpo ferire. Torna in campo il giovane Antonio Tagliapietra, il più giovane tra fratelli, Ora armeggia la pallina, vuole uscire, torna su Costenaro, non riesce l'aggancio ad Antonio. Costenaro, avanti Costenaro, bella dal Santo, non preciso nel controllo. Questa volta è Costenaro a subire il fallo ad opera di Puccinelli. Puccinelli. 2001 Puccinelli. Comunque 24enne. andiamo a vedere all'anagrafe del CGC. Questa volta D'Ambrosio fredda, Tagliapietra con una bomba che Giuseppe vede solo quando finisce alle sue spalle. E purtroppo per quel di Breganze siamo 6-1. Un secondo tempo in cui Viareggio ha alzato il numero di giri, colpendo anche oltre i 4 gol realizzati, un'infinità di legni metaforici. Guardava appunto il Viareggio
a parte il portiere minorenne, ma degli esterni abbiamo un 2002 appunto che è Lombardi, che è il più giovane degli esterni. Quindi per dire la Bob è giocatore di tutta prospettiva. Lo sapevamo, non lo scopro certo io. D'Ambrosio, che ormai la prospettiva l'ha attraversata tutta. Volpe, Gabriel, Cairo, scontro contro Puccinelli che non si sa come finisce per terra. Oh, niente di fatto, sfortunata Breganze. Anche Volpe fuori misura di poco. Costenaro, c'è luce per il tiro? No, ci mette la stecca Cinquini. Non gli dà il tempo neanche di caricare, ma la palla ancora per Christian. Dietro porta, gira, gira. Volpe. Cairo. Bella la palla in mezzo! E fa un miracolo! Pablo Gomez finisce dentro la porta dopo aver respinto il tiro quasi a botta sicura di taglia Pietrantonio. Peccato. Crea Breganze, ma non riesce a concludere. Sofferta la partita del portiere rossonero, a volte freddato dalle bombe dei viareggini. Anche Giuseppe comunque anno 2004, 21 anni. Veramente non so se le avesse già compiute quando ha vinto a maggio l'ultima partita per vedere in Serie A1. Quindi ventenne. Sicuramente non ha ancora raggiunto la maturità sportiva. Giocare coi grandi, contro i grandi, può far solo che bene. Finisce a terra Puccinelli, niente di fatto. Costenaro sotto gamba, Volpe sposta la palla, riesce bene a farla arrivare a Cairo. Bel gioco di stecca di Volpe, di quelle cose che è un gusto vedere, anche se non aveva portato a niente di che. Ti fa capire quanta sensibilità e maestria abbiano questi eroi che viaggiano alla velocità della luce sulle loro rotelline. Ora è Cairo, Volpe, Cairo, Volpe, Cairo, niente di fatto. Mamma, un po' di sterilità per la squadra di Tiella. Attenzione a Torner che manda a spasso Giuseppe. Gli passa davanti, lo fa sdraiare e poi insacca sulla sinistra. Pare un po' sconsolato il giovane portiere bianconero e rossonero che avete visto il gioco di Torner. Time out chiesto da Mister De Gerone, time out anche per me o per noi? Ma vi rileggo lo score dei gol. Ambrosio per il Viareggio, pareggio di Dal Santo e poi Muglia, Torner, Cinquini, Lombardi, Ambrosio e Torner di nuovo. Intanto era sfuggita 3 minuti fa una munizione verbale, ovvero un warning, un cartellino giallo. L'anno scorso era warning, quest'anno è un cartellino giallo, combinato dal duo arbitrale al mister De Gerone Mirko.
E per la 7ª volta i ragazzi di Tiella raccolgono la pallina dalla rete, la portano a centrocampo e ci riprovano. Un po' magro il bottino in queste 6 giornate dei gol realizzati dalla formazione rossonera. Il Breganze occupa l'ultimo posto con 0 punti e con 37 reti subite e 9 realizzate. Media 1,5 partita per adesso per i ragazzi di Tiella. Si accende però quello spione del faro rosso dalla parte degli ospiti, quindi al prossimo fallo Gomez di casco dice no a tagliapietra, una bella bomba, deve andarsi a pulire la visiera il portiere perché l'ha deviata con quella. C'è il cambio portiere ed eccolo qua l'ingresso del 17enne. Bisogna far veloce perché a mezzanotte se no devi uscire come se fossimo X Factor o se fosse la favola di Biancaneve. Il buon Poletti Filippo, classe 2008, portiere viareggino, tutte trafila delle giovanili e poi trafila a 17 anni. È appena iniziata la sua storia. Magro, alto, spilungone. Il buon Poletti. D'Ambrosio, gioco di stecca. E rientra Rosi. Ancora D'Ambrosio. Breganze sicuramente attende il fallo per cercare di battere Poletti. Quindi Poletti, se i suoi compagni di squadra non saranno super clean da qua a quei 4 minuti e 20 che mancano alla fine di gioco, e mi sembra che eccolo qua, il 10º fallo. Vediamo un po' se sarà Capitan Dal Santo. No, è fuori. È fuori Capitan Dal Santo o non lo vedo? È fuori, è fuori. Ci pensa, anzi si carica sulle spalle la responsabilità di questa punizione di prima. Quindi 2 giovanotti. Filippo Poletti del 2008 in porta, Agostini fino alla fine. 2003 contro 2008. Agostini non riesce, aveva fatto tutto bene, poi non è riuscito ad alzare la palla oltre la stecca di Poletti, che ha avuto il suo battesimo del fuoco e ha detto di no. Tenendo Breganze 1, ora D'Ambrosio perde palla, chiama in campo Poletti, traversissima di tagliapietra. Poletti è un gatto, velocissimo, con il suo 40, la sua divisa nera dorata. L'arbitro Paroni spiega a Lombardi che il fischio è dovuto alla rotazione della stecca. Lombardi che si becca un cartellino giallo, cosiddetto warning. Occhio Luca. La palla però è per Viareggio, quindi non so cosa abbia fischiato, ovvero mi è sfuggito cosa abbia fischiato l'arbitro e a chi e perché Lombardi non fosse d'accordo, se il fallo era in favore della sua squadra. Stavolta D'Ambrosio non riesce, attenzione, no. Parolin indica il punto di battuta, palla per Breganze. Arriva il gol finalmente di Antonio Tagliapietra, che va verso la torsida e indica ai suoi supporter. Trova meritatisssimamente, e lo ridico, meritatissimamente, il gol il Breganze. Premiato. Andiamo a rivedere un po' il time dei replay, perché ci rimane in onda solo l'ultimo pezzettino del gol.
fate tap indietro sul vostro telefonino per andarvelo a rivedere. La bella realizzazione di Breganze per fattura. Quindi si riparte dal 7-2. I ragazzi di Tiella devono crederci, nel senso che devono spingere fino all'ultimo. Sarà un campionato lungo. Comunque c'è sopra, ci sono altre 3 squadre a 3 punti, una 4, una 5, una 6, una 7, quindi uè! Chapeau! Che gol! Va in doppietta Antonio Tagliapietra, gol che valgono il prezzo del biglietto. 1-2 di Breganze, tanto che Viareggio deve fare una piccola riunione per vedere di risistemarsi, perché questo 1-2 comunque può anche preoccupare. È vero, mancano 3 minuti, ma abbiamo una bellissima doppietta di Antonio Tagliapietra, il più giovane dei 3, talentuosissimo, giovane del vivaio breganzese. Lombardi, 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 palo! Se la ride Luca. Del resto bisogna ridere in faccia alla dea bendata quando ti sfida. Bello comunque il gioco al volo il gioco in volo di Luca, che ho chiesto di intervistare alla fine. Avevo chiesto anche al portiere di venire ai microfoni. Serata difficile per lui, forse opteremo per il fratellino. Il più giovane dei 3 fratelli, dicevo 2007, quindi signori, 18 anni appena fatti. Come si è girato Antonio? Abbiamo visto fare dei gol l'anno scorso da Cineteca, finiti anche su Hockey Cattedra. Indossava il caschetto, è partito palleggiando da centrocampo, ha tenuto la palla in volo con 3 tocchi ed è andato a segnare dalla parte opposta. Cineteca. Torniamo in campo a commentarvi questi ultimi 100 secondi, 100 come quelli della ruota, del celebre gioco anni 80. Ok, il prezzo è giusto. Antonio scivola, perde palla, Lombardi è lì che aspetta. Alla fine si confeziona un assist per Volpe che lancia l'altro Tagliapietra. Dialogano i fratelli, Antonio arriva a terra, dice di no. Chissà se scivola o è falciato. Si era mosso benissimo Antonio, che adesso sembra avere le fiamme nei cuscinetti. Cuscinetti incandescenti per il piccolo Tagliapietra, piccolo, il giovane piccolo. Sarebbero preso, attenzione, parte Agostini, velocissimo! Non riesce, dice che gli hanno toccato la stecca. Può essere perché non ha proprio trovato la pallina, Pietro. Ancora per il 13 Tagliapietra. Vediamo se ci regala ancora qualcosa per cui esultare. Solo 35 secondi. Breganze rende un po' meno amaro questo boccone. A momenti Lombardi va e gli fa lo scherzetto. Quindi finisce con un +4, anche se Agostini a momenti 18 secondi. Torner si ferma, rispetto anche per l'avversario. C'è Lombardi che non spinge, ormai manca poco al tempo, hanno visto i secondi. È ora di battersi la pacca sulla schiena, sulle spalle, farsi i complimenti. Non si gioca più, finisce il tempo. Aspettiamo la insolita scena. Non vanno neanche a cercare nulla, mancavano 10 secondi.
inutile andare a rischiare di farsi male o qualche tackle troppo rischioso, quindi finisce questa sesta giornata qua al Pala Ferrarin. Intanto dialogano Giovanni Tagliapietra con l'arbitro Nicoletti. Andremo tra poco alle interviste. Applausi per tutti. Breganze alla fine ne fa 3. Rimane in fondo alla classifica, ma non sfigura qua davanti al suo pubblico. Un momento di blackout nel secondo tempo, poi una bella partita. C'è da lavorare per Tiella. Breganze che ora andrà in trasferta a Monza. Quella sarà una difficile trasferta. Monza che attualmente occupa il terzo posto. Ha già giocato la sesta giornata anche lei, quindi trasferta dura in quel di Monza per i ragazzi di Breganze. Allora, noi facciamo i saluti, andremo alle interviste. Da Breganze, Max e Desmo e Max è tutto. Un saluto e ci vediamo alla prossima.